Buonasera a tutti e benvenuti a tutti i miei belli di Bella. Come promesso, le 21:01, puntualissimi per questa puntata dove io aspettavo un qualcosa e mi sono ritrovata una bellissima sorpresa. Adesso vi spiego tutto. Ovviamente il nostro Galen, buonasera, il nostro artista principale. Come stai, Galen? Tutto bene, tu? Tutto bene, grazie. Abbiamo Nicola, buonasera Nicola. Aspetta, sei acceso, Nico. Ah, Nico, devi tenere premuto. Vai, ora Funonzi. Buonasera. Buonasera. È una sorpresa che non sapevo, l'ho ritrovato qui, tutti lo conosciamo perché su TikTok ha davvero migliaia di follower e per me è un piacere conoscerlo perché insomma lo seguiamo, lo seguite, siamo presenti, ci fa sorridere tanto. Zenzero e Limone! Buonasera. È la prima volta che uso sto microfono. E niente, Funonzia da solo, perché noi non diciamo funziona, ma Funonzia. Funonzia. Funonzia, capito? Rende Perfetto, meglio. perfetto. 1, 2, 3, prova microfono. Pronto, prova, ci siamo. Funonzia? Funonzia. Allora, questa sera abbiamo avuto anche questa bella sorpresa, io non sapevo, quindi l'abbiamo ritrovato qui ed è stato davvero un piacere. Come va? Per me è un piacere, sembra io Dovezio che quando canto, insomma. Allora, per me è un piacere partecipare come ospite, scusate l'italiano che per me... Niente, ma qua è un optional allora, quello. Ma... Che stava dicendo? Scusate, aspetta. Da capo. Allora, ho detto buonasera, è un piacere buonasera, averlo per qua. me è un piacere, perché sono emozionato, Niente. è la prima volta che partecipo. Allora, per me è un piacere partecipare a Bella Radio. Grazie. E mi esibisco perché do casugno, parliamo di... Ma noi così ti vogliamo. Insomma, io sono del parere che se un personaggio, un TikToker ha tanti seguaci, tanti follower, è perché piace per com'è. Certo. Quindi come bisogna essere? Così come... Semplice, normale. Ecco. Allora, ma come vi conoscete voi? Scusate, vorrei capire questo grado di... mio zio. Hai capito? È segno raccomandato. C'è sangue zenzero e limone qua, capito? È raccomandato. Va bene. Allora, siccome sei raccomandato, iniziamo immediatamente con la fotografia. Bravo. Galen lo sa, sì. Tutte le puntate che noi facciamo dobbiamo immortalarle, quindi mettetevi tutti in posizione foto guardando Sonny. 1, 2, 3, io alzo la coscia. Ok, allora oggi ragazzi sediamoci, abbiamo gli sgabelli, possiamo sederci, io mi metto nell'angolo, mi metto io, voi siete i 3 protagonisti della serata, quindi mi metto io di lato con il mio tutù rosso. Oggi conosceremo anche il brano di Zenzero e Limone perché oltre ad essere un forte TikToker ha anche realizzato già il suo primo brano, giusto? Non sogno cantante, no. Quello mio è un brano ironicamente ironico per tutte ste carose che sono tutte lagnose. No, aspetta, quello che voglio inoltrare io è la ironia e il divertimento, il divertimento e invogliare tutti sti giovani a non rompersi le scatole. No, uno ci vuol dire con molta cautela. Ok. Allora, ste carose effettivamente oggi come oggi travaglio un che sono ammenzigliate e coccolate. Vero. E io con questa canzone, siccome io travaglio in campagna a Sogno Vergiano, parliamo di casa. Evviva la vittitudine! Allora, per travagliare sogno sempre solo, dopo alla fine parenti e amici, effettivamente per travagliare un menenoggio. Quando c'è da divertirsi, mentre che sogno in campagna canticchiavo questa canzone, è andata bene e virale, l'ho fatta registrare e la news su siti e ti viene a travagliare. Dopo la sentiremo, ragazzi. Dopo la sentiremo. La news su siti e ti viene a travagliare. E lui che gli va dietro. Potete farlo però qualcosa. Ci leva sempre un microfono. Non ci piace l'archetto. La prossima volta ci devi dire a me l'archetto non me lo dovete dare, mi dovete dare il gelato. No, perché abituato, certo, abituato a così. Va bene. Dopo quando canti ti diamo il microfono, quello, va bene? Intanto però oggi è una giornata importante perché con Galen abbiamo scelto questa giornata perché oggi è uscito il nuovo brano, giusto Galen? Sì, oggi è uscito il mio nuovo singolo che si intitola Salta sulla moto, ma lo vorrei cantare alla fine. Va bene, lo canteremo dopo in chiusura, però insomma volevo anche dire questa cosa. A quanti siamo già, Galen, come brani usciti? No, aspetta, non visualizzazioni, intendevo già quanti brani sono usciti. Mi sembra 14 all'incirca sì, 14. Una 14ina, è vero, perché dopo la realizzazione dell'album, che ricordo sempre abbiamo fatto una festa bellissima, poi ci sono stati tanti singoli uno dopo l'altro che stanno andando tutti molto bene.
può dire. No, lo possiamo dire. Mi sto divertendo, dai. Lo possiamo dire, Galen, lo possiamo dire assolutamente. Allora io direi di iniziare immediatamente a cantare con Galen, ovviamente, in chiusura il nuovo brano, ma intanto con quale apriamo? Che vedo remix, dai. Dai, si parte così, un applauso forte e si inizia a cantare. Chi sul locale da già vista lontana ti stivo mettendo il rossetto con calice in mano. Mentre mi avvicinava a poco tu ballava. E hai capito che stasera mia tua diventava. Io ti ho portata via ed era appena luna. E din da niente se sono fatte subire tre. È successo così quasi mi state insieme a te. E spero che succeda una volta baby. Io ti ho portata via ed era appena luna. E niente niente se sono fatto subire tre. È successo così quasi mi stato insieme a te. E spero che succeda una volta baby. Dimmi baby quanto sarai libera per me. Dimmi solamente che ami me. Dimmi che con me tu resterai. Viaggi folli senza freni. Mettiti vicino a me. Oh baby, resta qui, questa scena l'ho vista nei film. Il tuo corpo nudo che poi si scontra col mio. E quello che succede lo sa solo Dio. Resta qui, questa scena l'ho vista nei film. Il tuo corpo nudo che poi si scontra col mio. E quello che succede lo sa solo Dio. Baby tu sei perfetta. Voglio stare con te questa notte finché non vedo uscire l'alba. E facciamolo un'altra volta. Non dirmi mai basta. Se inchiodo nella testa. Non mettere il jeans e resta ancora qui. Baby ma come sei hot. Tu mi stai mandando i shock. Scappa via con me dai sali sul mio Porsche. Dammi un brivido dentro. Se mi tocchi sai che mi accendo. Baby io ti ho portata via ed era appena luna. E din da niente se sono fatte subire te. È successa così quasi mi state insieme a te. E spero che succeda una volta baby. Resta qui, questa scena l'ho vista nei film. Il tuo corpo nudo che poi si scontra col mio. E quello che succede lo sa solo Dio. Resta qui, questa scena l'ho vista nei film. Il tuo corpo nudo che poi si scontra col mio. E quello che succede lo sa solo Dio. Scappiamo via, sali su Porsche. Dai, non dimmi di no, no. Bellissimo questo brano. Questo brano diciamolo che è nato un po' per gioco. sì, in pratica. Siedi, raccontiamo. È nato un po' giorno, per gioco, vero? Sì, era uscito Che vedo. Sì. Quella canzone spagnola che conosciamo tutti. Anche Clementino l'ha fatta questa. Che è bellissima quella di Clementino. Vero. Un giorno eravamo così seduti. A me mi è venuta la pazza idea. La lampadina si accese. Sì. La facciamo un remix, la cover. Ma tuo papà? Sì. Tuo papà che comunque è sempre presente, lo diciamo, tuo papà è il tuo presente. Bastone, cioè, anche se alcune volte ci pizzichiamo più del dovuto. Quello è normale tra genitori. Perché siamo molto simili. Ok. E quindi, come dire, più con più non si può vincere. Più con più fa meno però. Ecco. Vuoi non vuoi la cosa si fa. Quindi... Ma come dire, gli è venuta questa idea, a me è piaciuta sin dall'inizio, subito. L'abbiamo fatta, abbiamo scritto la canzone, cioè me l'hanno scritta, non l'ho scritta io, ovviamente. Attenzione. Poi è uscita, nel momento in cui è uscita, ti devo dire la verità, a me non piaceva. Perché?
Non era... Prima d'ora non avevo mai fatto una cosa del genere. Ok, ti sei sentito Quindi diverso? mi sentivo diverso dal mio solito, poi pian piano riascoltando. Ed hai fatto bene. Bello. Hai fatto bene perché hai avuto anche questo un ottimo riscontro. Sì, questa qua è stata... cioè, dove vado, la propongo. E la cantano e la ballano. Sì. È vero. Molto, molto ballato. Infatti su TikTok, ma dove siete che state ballando? Mi sembrava che qui stavamo danzando e ci stavamo dando la pazza gioia. E questo è uno dei brani del nostro Galen, cercatelo comunque su YouTube, perché ci sono davvero tantissimi brani che ha già realizzato e sono uno più bello dell'altro. Tra l'altro c'è la nuova uscita che dopo presenteremo, che anche questa è Yes. Zenzero e Limone, cosa pensa di questo brano? Bellissimo. Bellissimo. A prescindere che mio nipote è sempre bellissimo. Direi, scusa. A prescindere dalla canzone. Ecco. E poi? E dopo... Si balla questa durante mentre sei in campagna? Certo, voglia, canticchio pure io. Sono d'accordo. Pur essendo che non sono cantante, canticchio tutto. Ma tanto oggi come oggi cantano tutti. Certo, non voglio cantare io, per carità. Scusa, tutte cantano. Non ho capito, cantare riempie il cuore, è una gioia, Bello, quindi bello. cantiamo. Chi non canta sotto a doccia, Nico? Vero? Tutti cantiamo. Ma io ti Tutte racconto come ho cantate. iniziato a cantare, tu non ci credi. Racconta, va, dici. Va. Io ho iniziato a cantare così. Mio zio... L'altro zio? Sì. Qua ci sono tutti zii, aspetta. Sì, qua siamo super giù tutti parenti. Ok. Allora, l'altro Allora zio. ti spiego, là c'è lo zio, là c'è lo suocero, qua c'è il cognato, là c'è l'amico, là c'è l'altro amico, là mio padre e poi mio zio. Vabbè, E poi poi la c'è la famiglia in bella radio. Insomma, E quindi siamo tutti una parenti. famiglia, direi. Allora, io ho iniziato a cantare così. Io ero un ragazzo che prima ero molto introverso. Anche un po' timidino. Ma no, tu mi hai conosciuto molto più sciolto rispetto a prima. Però c'era mio zio che all'inizio io ero piccolino e lui cantava insieme a mio zio Riccardo. E faceva le serate insieme a Nino Alessandro Fiorello. Ma sai tu questa? Qua nelle vene ce l'avete sta qualità. Sì, ma io questa passione proprio me l'hanno trasmessa anche loro, ma me Te l'ha trasmessa? l'ha trasmessa a me anche mio nonno. Allora, ti spiego il motivo. Il papà di tutti gli zii? Sì. Ok. Allora, l'ha trasmessa così, lui si ascoltava in macchina tutte, Carmelo Zappolla. Tutti i classici. Sì, tutti. Però a me piacevano, cioè, poi era fissato, molto fissato con i fratelli Fiorello. Ok, lo zio questo? Sì, lo zio, ma anche il nonno. Ok. Salutiamo Nino e Alessandro nel frattempo. Sì, li salutiamo. Poi un giorno, sempre mio padre, sempre, perché sempre. Enzo. No, io ero a casa, io mi vergognavo e cantavo sotto la doccia. Ma un giorno io ero solo a casa, avremo un cantatore e cantavo tu sei regina in sta città, tu sei in realtà. E io cantavo. Un giorno lui apre la porta piano piano, quando voglio bene la cosa più importante. Sì. Entra lì, mi stava facendo il video, io mi giro, mi seccaro tutte cose. Lo dovete vedere negli occhi quando l'ho detto. Mi sono asciugate. Sto provando la stessa sensazione. Io mi vergognavo. Poi un giorno, purtroppo mio nonno purtroppo mio nonno ha avuto un brutto tumore e io lo volevo rendere felice. Avevamo fatto una festa a casa sua, però mio nonno non poteva più né camminare né... Stava molto male. Era nel letto. E io, siccome mio zio aveva questa passione, però non per colpa sua, non l'ha potuta più portare avanti. E io ho detto, voglio rendere felice mio nonno prima che... E quella sera ho cantato sempre quella Tu sei regina e Bambola. Quando ho cantato Bambola, nella mia vita non avevo mai sentito applaudirmi le mani quando ho finito. Mi hanno applaudito le mani, io sono scappato a casa sua, mi ammucciai in bagno. Però sempre in bagno, vuoi non vuoi sempre nel bagno alla fine? Sì. Perché? Perché sei imbarazzato? Sì. Anzi è un esplicito, perché lui è una persona sempre affrontolino, ora lo vedo parlare. Ormai si è sbloccato veramente. Mi sta veramente scioccando tutta questa cosa. La vita è una poi è come parla bene l'italiano, ma cosa veramente. L'italiano non tanto bene. Veramente. Se sai prima che mi ha detto fuori in diretta. Ti sei nascosto nel bagno? Sì, mi sono nascosto in bagno. E poi un giorno, purtroppo, dopo un anno, cioè un anno prima mio nonno mi è venuto a mancare, tutto, questa è tutta un'altra storia. Un anno dopo, esatto dalla morte di mio nonno, mio zio e mio padre mi portano. Sì, hanno fatto il record e da lì è iniziato. È nato il percorso del nostro Galen. Meraviglioso, questo è come nasce Galen. Continuiamo a cantare. Sì. Che ne dite? Sì.
Quale facciamo? Il gioco. Il gioco. Questo è un altro brano che bisogna ascoltare perché è davvero molto bello. La più bella della scuola sei. Solida speranza voglio avere. Senti la voce che mi chiama. È quella della terza B. E se ti guarda e non si stacca. Lui mi guarda e non si stacca. Forse vuole pure a te. Come un nascondini a te. Il cuore fa boom boom. Un gioco fatto in tre. Da non mi piace il tuo cuore. Non lo divido con nessuno, sai. O scegli lui o scegli me. Ti devo prendere, io voglio solo te. Nessun'altra di fuori di te per me. Non importa che lui vorrebbe te. Io sono quello giusto per te, baby. Vieni qui, balliamo. Ti riporto sulla luna. Il suono delle sue note ci accompagna. E tu, la mia musa. Tu, la mia musica. Ugualmente io ti aspetto fuori. Ci sta pure io a t'aspettare. Quando tu ci vedi insieme, guardi e fai una faccia strana. Non sai decidere perché. Se ti guarda e non si stacca. Forse vuole pure a te. Come un nascondini a te. Il cuore fa boom boom. Un gioco fatto in tre. Che non mi piace il tuo cuore. Non lo divido con nessuno, sai. O scegli lui o scegli me. O scegli lui o scegli me. Non mi piace il gioco in tre. O scegli lui o scegli me. Non si gioca in tre. Scegli me o scegli lui. Scegli lui o scegli me. Scegli me, ovviamente scegli me. Come un nascondini a te. Il cuore fa boom boom. Un gioco fatto in tre. Non mi piace il tuo cuore. Non lo divido con nessuno, sai. mai. O scegli lui o scegli me. 2-0-2-2 Gangnam. Il gioco, baby, non si fa per gioco. Adesso che mi hai scelto, sicuramente siamo io e te in una spiaggia all'aperto, il mare a guardare un bel concerto, mentre tu mi sporchi ancora con rossetto. Il gioco, Galen. Sì. Questo brano a me. Lo so, quando è uscita dalla prima volta io pure me ne sono innamorata. No, io Te l'ho me ne detto innamoro subito. perché Siedi. devo dire la verità, quando abbiamo fatto il video di questo brano, io ho conosciuto sua sorella il giorno stesso. Ah, ok. Quindi ti ricorda proprio. Sì, mi ricorda la un bel nascita momento. di tutto. Però sua sorella mi ha trovato piangendo. Perché? Cioè, non lo capisco. Allora, da sotto la doccia, da quando ci secca tutto al pianto, perché? No, vabbè. Che storia è questa? È un'altra. E ride, capito? Vogliamo sapere. Zenzero, estirpa fuori la verità. Estirpa fuori la verità. Top secret. Non mi piace. No, top non mi secret. piace questo top secret a me. Top Che secret. successe? No, secret. Lui lo dice se. Oh, è come. È naturale. Scusami. Capito? Ma io è tutto naturale, nasce l'amore, tutto sto coso, viene tutto. No, che l'ha trovato piangendo. L'ha perché? trovato piangendo, ha i suoi motivi di qua, di questa situazione. Insomma, un motivo, ma che io non ho capito. Allora, ti dico. Allora, vuoi sapere? Ci vanno pure
vedi? Amo capo tutte cose. Ecco, esatto. Perché tu parli in italiano, tante se non capisci. Ma capire la motivazione per la quale Sosoru ciò che stava chiancendo? Questi sono fatti di loro. Ok. No, allora, non ci conoscevamo. Ecco. Io- E già lui piangeva. Sì. Cioè, dimmi tu che amore può nascere da qui. L'amore nasce, questo è un Quelle tipo là- di emozione che batte effettivamente forte il cuore. che batte forte il cuore. Questa è una canzone che tu puoi inoltrare. Esatto. Veramente. Ecco. Questa è bella. Questa Ti c'ha batte forte il cuore, battiti d'amore senza far rumore. Bravo. Quando lui ti stringe le Veramente, mani. bravo. La stiamo bravo, inoltrando. bravo, Per bravo. ogni Bravo frase più abbiamo davvero. la canzone. No, bravo, visto, bravo. Ora tra un pochino sentiamo anche io Nicola Bravo cantare. più davvero. Però prima, ragazzi, scusate se vi tolgo la parola, ma dobbiamo ringraziare il nostro sponsor. Quindi andiamo subito a ringraziare quei bravi ragazzi, oltre Quei il bravi gusto, ragazzi. ovvero Che sono pizzeria, braceria, ristorante. Andate lì, vi riempite il pancino, ma soprattutto le cose sono di qualità, sono buone e tutto quello che desiderate lo avete. Posso dire, è Sì. tutto quello che produce la terra che è importante. Che è genuino. Veramente, tutte cose genuine. Io che c'ho zenzero Io e già ho limone capito qua. più o meno dove sei arrivata. Io voglio dire questa cosa perché vedi, avere È buono. chi oggi lavora la terra è come se oggi fosse una vergogna, ma in realtà è la cosa più bella che ci possa essere. Sapete perché? Perché la terra dà, io lo so perché vivo in una famiglia dove la terra viene coltivata tutt'oggi, quindi so cosa significa. Quando nei nostri, ora tutti mi linciano, però non sappiamo in realtà quello che ci arriva sui piatti. Quando le cose te le coltivi tu, sai quello che mangi realmente. E sono pure più Effettivamente è quello che dico E la io. salute? E inoltre tutto quello che produce la terra, io faccio tutto quello biologico, tutto del mio Senti, terreno. ma un là Comunque, A Villarosa che il mondo sconosce, però lo conoscevo. Però io, aspetta, no, adesso mi continui, perché oggi come oggi, quando io vedo che vogliono fare il salmone finto, No, la frutta finta, sì. tutto fatto con le macchinari lì a 3D, ma che è? No. Ma che è sta roba? Genuino si Si deve mangia, mangiare veramente genuino. È da San genuino, Matteo. io dico sempre delle mie dirette, delle mie live, genuino e senza medicine, stiamo attenti. Bravo, Io, la stessa cosa anche per le effettivamente, carni. E io dico, diciamo, inoltre che dopo ho mangiato tutte cose genuine, tutto quello che produce la terra, bevere, aspetta. come Vedi si- qua, bevere, aspetta, bevere, come si- bello un bicchierazzo di aspetta, vino. No, Bere, aspetta. bere. Bere Bello una pic- tazza di sempre vino. di tisane, Ah, di nostrane, un'ora dopo pranzo e cena, che ci aiuta a digerire. Semi di finocchio? Finocchio ingranato, allevia i dolori mostruali. Questo è buono. Per noi muti! No, Muti, che è utile questa- che qua si va avanti a Oti! Allora, io sono nato per le Aiutami! tisane. Allora, Ma mi per dai le il donne numero di femmine, telefono per che le tu- donne femmine, una tisana di finocchio ingranato, Statevi zitti! allevia i dolori mostruali, più fa digerire e poi diciamo andare di corpo, diciamo che la persona diciamo sono buone. Allora le donne femmine vi spiego com'è. La donna Vieni qua, donne. Metteteci il primo piano. No, un momento. Metteteci il primo piano che qua. Aspetta, un attimo. Aspetta. Un attimo. A centrale, là. Allora, la centrale. Allora, io ho inoltrato le erbe e le tisane, ma è una cosa fondamentale e non c'è nemmeno di babbiare. No, Combatte questa la cosa a canzone. me mi interessa, sai perché? Sì. Perché noi donne andiamo avanti di Oki, di Brufen, quando ci sono queste cose. assolutamente Invece queste cose sbagliate, utili. veramente. Si usano le tisane. Io ho detto tante volte, scusate l'italiano che è nostro, che per le donne femmine c'è la distinzione. Ci sono donne femmine di una volta, donne però non voglio offendere nessuno, e donne non sono femmine, parliamo di chiaro. Le donne con Forse le mi avete ovaie. capito, non voglio andare oltre. Le donne perché come le donne femmine della hanno natura, quella di creata di natura, che natura. hanno altre cose, non sono tutte le cose. Va, parliamo di... E allevia i dolori mostruali veramente. Il finocchio? Finocchio ingranato, bevendo. Una tazza. Dai, se corre, non me lo insultate, che sta facendo un discorso corretto. Bevendo delle tisane di finocchio ingranato alleviano i dolori mostruali, prevenire meglio che curare. Carusi, questa... Zenzero e limone Da, tutte le allevia i ricette. dolori alla gola, anti-influenzale. Io prendo l'aglio ogni mattina, anti-influenzale, antivirus, ogni mattina 2 bicchieri d'acqua.
Con lo zenzero e il limone? No, 2 bicchieri d'acqua. La mattina per 2 Ma è bicchieri vero che tiepido fa bene pure? Sì, pure tiepido. Ok. Ma ci sono trucchetti, eh? Allora, le tisane si fanno tanto dalla cazzalora. Non si fanno da microonde, che ci sono gli onde magnete che fanno male. Bravo. A prescindere, Quindi si la fanno tisana all'antica. nel fuoco. No, fuoco, certo, lo fuoco ma fare, non possiamo fare. No, dici no, nel fuoco. Allora, a prescindere si fa sempre dalla cazzalora, dalla pingatella, che è. Il bollitore. Bollitore, vabbè, in italiano tu dici. Sì, io ti do i suggerimenti. Tu traduci, aspetta, non mi fare confondere. No, però. scusa. Allora, si fanno dalla cazzalora, insomma, tanto quanto perché si sanno a sapere fare, diciamo, le tisane, effettivamente. Sì. Allora, io uso l'addauro scorza di limone, scorza d'arancio. Addauro perché ci segue da fuori e l'alloro. Allora, brava. Dopo c'è l'origano, la menta che serve per il colon e per la buona digestione. Per il fegato. Dobbiamo fare una rubrica, puoi venire una volta alla settimana? No, io inoltre queste cose. Sono andato su TikTok avanti per inoltrare pure le erbe. A me mi chiamano zenzero e limone perché effettivamente io quando pesavo io ero superiore ai 10 kg. E come hai fatto? Ho fatto una dieta, tutto quello che produce la terra, la carne una volta alla settimana e bevendo un'ora dopo pranzo e cena, abbinando queste tisane un insieme, girando, mi ha aiutato, diciamo, a essere, come si dice, una silhouette. Faccio una richiesta, una volta alla settimana voglio zenzero e limone con le sue ricette. No, possiamo fare. Possiamo, diciamo, per me inoltrare cose antiche e cose sconosciute. Scancio ieri, ora giù mi attaccheranno perché mi hanno messo questo nel menseroto, non so se lo posso dire, le case farmaceutiche e pure i dietologi mi hanno attaccato perché dopo io vado in privato e gente un po' l'ho aiutato, veramente. No, perché stai dicendo tanto, stai dicendo stai babbiando. Vogliamo saperle, solo una domanda prima di cantare il brano. Il finocchio? Ingranato. E qual è il finocchio ingranato? C'è un finocchio rizzo? Allora, c'è il finocchio rizzo, si può dire quello selvatico, che dopo c'è un finocchio che tu va a cogliere. Dopo ingrana il mese di ottobre, e sono quelle palline che dopo tu iscuzzuli così, lo metti a seccare, 20 grammi e 400 grammi, diciamo, di acqua, lo fai bollire, dopo lo fai resettare. Insomma, resettare che cosa significa? Lo faccio rimanere lì. Bravo, poco pirchio. Lo faccio. Allora lo fai resettare, dopo lo bevi, diciamo, durante pranzo, dopo pranzo. Un'ora dopo pranzo e un'ora dopo. Sì, e ti aiuta tutte queste situazioni. Ragazze. Ma l'addauro, scorza di limone, scorza di arancio, l'origano, i cacuccioli, il brodo, fa rigenerare cose al fegato. Ma è vero che anche l'ortica fa bene? L'ortica per i dolori. Per i dolori, diciamo, artrosi, diciamo, di qua. E pure il peperoncino, diciamo, olio e peperoncino per alleviare, diciamo, gli artrosi dei ginocchi di qua. Fare un insieme, diciamo, mettere olio, un po' di peperoncino, diciamo, un litro. Di solito sì, lo fai, diciamo, 40 giorni stare là, dopo prendi un pennello macerare. Intanto queste parole le trovo tanto assai dopo in italiano. mi continuano. Facciamo il brano. Sì. Ragazzi, qui abbiamo un zenzero e limone che è una scoperta. Ora me lo scelto. Com'era? Questo che faccio? Questo non ti preoccupare, lascialo là. Ricordiamo il titolo? Allora, la news Sosetevi te venne a travagliare, ma ironicamente non mi ha finito tutte le carose. No, sia perché mai. Anzi, le voglio bene, anzi ci sono tante persone che si mettono ogni volta davanti alla porta e 10-15 persone mi cantano la canzone. La canzone. Ci sta. Andiamo con zenzero e limone. Sogno Patrizio, zenzero e limone. Mi trovo a Bella Rosa che il mondo sconosce. Morale della favola, voglio parlare di tutte queste carose. Sentite mia, invece di stare sempre questo cellulare in mano, da mattina fino alla notte, smuovetevi, avete il sangue morto. Lagnose! Aggiovegliatevi, facetevi una tisana di zenzero e limone. Lagnose su siti, a travagliare, siete tutto tempo a babbiare. La news su siti, la vita non si può fare, mettetevi o sole a trappare. La news su siti, la gente del limone e Villa Rosa il mondo sconosce.
effettivamente è chi sta la verità, non volete fare niente. Morale della favola, venite con mia, vi faccio vedere io come si travaglia. Le news su siti vieni a travagliare, siete tutto tempo a babbiare. Le news su siti sta vita non si può fare, mettetevi o sole a trappare. Le news su siti da sentire il limone e la rosa il mondo sconosce. Su vieni a travagliare, siete tutto tempo a babbiare. La news su siti, sta vita non si può fare, mettetevi o sole a trappare. La news su siti. Un bacione acchiappato al volo da Zenzero e Limone. La news su siti. Grande Zenzero e Limone, vieni qua, siediti, che c'è? Aspetta che mi venne a fanno. Direi, fatelo riprendere. È un momento che mi venne a fanno. Un attimo. Sedere, vieni un qua. bicchiere d'acqua, per favore. Dalla regia, pervenite un bicchiere d'acqua, grazie. Devo dire che la canzone è molto bella, ha fatto ballare tutto lo studio qui in diretta. È già su YouTube? Sì, su YouTube. Quindi già la potete trovare, la potete condividere e potete dedicarla a fare un duetto, perché comunque le cose divertenti io l'ho lasciato libero per farla canticchiare, ma diciamo. Hai fatto bene. Comunque devo dire. Momento che la fanno, piano. No, ti dico una cosa io. Ho letto un po' di commentini sul TikTok di Bella Radio. Sono tutti molto felici che hai ragione, stai regalando tanti sorrisi a tutti ed è una cosa bellissima questa. E soprattutto la conoscenza, una cosa molto che vorrei dire, perché io quando ci sono queste cose mi appassiono. Le cose antiche sono quelle più naturali e sono anche le più belle, si dovrebbero tramandare, non dare subito la comodità di quello che è tipo anche le stesse cose di bellezza, perdonami, perché abbiamo trovato un argomento bellissimo. Io utilizzo tanto le erbe, tutte queste cose indiane, sono tutte cose che sono naturali e fanno bene senza tutte le cose chimiche e tutto il resto. Quindi senti, dobbiamo trovare un accordo qua, dobbiamo fare una rubrica io e te. Galen mi ha già portato tuo zio che è una scoperta, è una sapienza, però... è la Treccani della natura. Te acchiappa Vabbè, stasera, no, allora, la cosa è quella mia è una cosa in vivinzia, diciamo. Io le dico sempre alle mie dirette, è una cosa naturale. Ce lo metti nell'orecchio? Se l'è tolto, tanto ha fatto che se l'è tolto il microfono. No, sto coso, vabbè, no. Aspettate, ti sistemo io, ti sistemo, guarda in diretta. Galen, sì? Nel frattempo, sì? Che lo zio qua abbiamo fatto cantare, lo abbiamo fatto divertire, ci ha fatto divertire, abbiamo dato tanti consigli. Direi, così lui nel frattempo si riprende, di andare con un altro bel brano. Faccio scegliere a Sonny. Facciamo ascoltare un altro bel brano stasera, anche perché, raga, come ho detto, il CD di Galen è bellissimo. Stasera stiamo presentando sia brani che sono lì che brani no, quindi ascoltateli perché sono molto Invisibile. belli. Invisibile, un altro brano molto bello. Vai, centro del palco e continuiamo a cantare con il nostro Galen. Raga, mi raccomando, tanti like che condividiamo anche. Certo. Che poi, Galen, questa quando è uscita? Questa è uscita maggio, mi sembra. Verso maggio? Sì, era dedicata per sua sorella. Eccola, la salutiamo. Oh, questo è il gioco. Dalla regia, non mi fate, vedi, le fatti confondere sì. con tutti questi amori e tutte queste cose. Andiamo. Per te hai già affrontato ogni cosa che vuoi sapere, chi conta minuti senza me, sei con un battito cuore, non è facile
pensato che hai con me, tu ti senti male, non mi rate più tempo, sei scappata di fretta, facevamo senza te. Io, il primo uomo che ho avuto, non è facile scordarsi di te. Sei tu, invisibile per me, non mi porterò a sapere che tu ti stai perdendo in te braccia nato tu, e fissato che hai con me, tu ti senti sei scappata di fretta, facevamo senza te. Tu è fissato che hai con me, tu ti senti sei scappata di fretta, facevamo senza te. Invisibile, quest'altra canzone meravigliosa del abbiamo anche il protagonista del video. È vero, c'è qui. Tra l'altro, sì. Volevo dire una cosa, me l'avete fatta dire. Ah sì, ci sono tante persone che mi stanno chiedendo di salutare. C'è Masha che vuole essere salutata. Ciao Karen, Masha. quindi la salutiamo prima che lo dimentico. Poi mi sono dimenticata il resto, va bene, lo facciamo dopo. Un bacio a tutti, poi vi salutiamo uno per uno. Esatto. Allora, che ne pensi se adesso facciamo cantare un bel brano a Nicola? Adesso tocca a lui. Oh, ci stiamo vedendo spesso. Io un saluto lo devo fare. Certo, non te lo puoi fare. Dopo anche tutti gli auguri di Natale. Ma se no mi linciano. Vai, subito, immediato. Non me lo rovinate quest'uomo che a me mi gioca. No. Saluto tutti i miei follower e fans, mia moglie, un abbraccio da Zenzero e Limone. Alla moglie anche da Zenzero e Limone. E mi chiama sempre Zenzero. Anche la moglie. Pure lei mi chiama Zenzero. Saluto mia moglie, tutti i miei parenti, auguro tutti i colleghi veramente dalla Forestale, e auguro veramente a tutti un buon, Natale e felice festa da Zenzero e Limone. Un bacione acchiappata alla auguri. Bella. Dopo comunque faremo gli auguri. Allora Nicola, quale brano andiamo a cantare adesso? Aria pulita. Oh, hai deciso di fare questo classico bellissimo? Sì. Bravo, vai al centro del palco e ascoltiamo la voce di Nicola con questo brano che conosciamo tutti, meraviglioso. La dedichiamo a tutte le innamorate e a tutti gli innamorati? Sì, specialmente a te. Grazie, amore. Che belli mani, che bella faccia, che bello cuore che ti tiene per me. Occhiali azzurri, ho grani biondi, e voglio vivere abbracciato con te. Rinde pensieri, rinde bicchieri, a quasi il cielo su sapore da me. Facciamo amore che assai, stasera io e te. Tutta la vita resta sempre con te, tutto passato si cancella da me. Sì, tu sei di mano ed era una vita già senti con la me. Notte per notte un'emozione da me. Sì, bella e carannata, unito finalmente per me, e tu respira a me, con tutta la vita resta sempre con te, tutto il passato si cancella da me, ho chiesto solo
per sempre, non si passaggi, tu sei una strada fino all'eternità. E io cammino, occhi e capire, e tu mi porti dove felice ci sta. Oggi sono stato 2 ore solo, posso pensare a tutte cose chissà, ma la notte è tornata a giurare che è meglio di te. Tutta la vita resta sempre con te, tutto il passato si cancella da me. Sì, tu sei di mano ed eternamente già senti con la me. Non ti vendo con l'emozione da me. Sì, bella e carannata, hai pulito finalmente per te, e tu respiri e tu respiri a me. Tutta la vita resta sempre con te, tutto il passato si cancella da me. Oggi sono solo innamorata di te. Ed eternamente già senti con la me, notte per notte un'emozione da me. Sì, bella e carannata, hai pulito finalmente per me, e tu respiri a me. Tutta la vita resta sempre con te, tutto il passato si cancella da me. Oggi sono solo innamorata di te. È bravo, bravo. Bravo, Nico! Gli hanno fatto un altro bravo dove se lo merita. Sei stato bravo. Io era da tanto che non lo sentivo cantare live. Con aria pulita hai dato davvero un tocco molto importante, perché veramente è una bella voce, soprattutto quando hai alzato. Bravo Nicola, bravo. Merita davvero tanto. No, sai cosa? Non è tanto facile. Nicola è molto bravo. Quando non è davanti alle telecamere è anche poco timido. Quando è davanti alle telecamere, ma piano piano anche lui lo sblocchiamo e secondo me farà anche tanta strada, perché ha una bella voce Nicolino. Bravo, devi cantare sempre live, Nicola. Sì. Perché è ancora più bello di quando, dipende dalle circostanze ovviamente, ma sei molto bravo. Bravo Nicola. Complimenti. Che ne pensi, Zez? Che ne pensi? Mi sto appetendo. Complimenti. Che ne pensi? Complimenti veramente. Complimenti per davvero. Per davvero. Vabbè, sono 2 artisti che già io ho sentito la voce, sono veramente bravi. Per davvero. Ok, ancora ne abbiamo altri 3? Ok, allora abbiamo il nostro Galen che è pronto a farci ascoltare un'altra bella canzone. La mia stella. La mia stella, ci abbiamo questa? Va bene. Non sei d'accordo? Guarda che io te la faccio stravolgere la scaletta se tu non la vuoi. No, è da tanto che non la sento, quindi mi farà strano di sentirla. Va bene. La devi cantare più che sentire. Quindi insomma, vai con la mia stella. Sei più bella sorgente d'acqua chiara ancora a me. Ormai sei la mia stella e brillerai di più. Non ci capisco niente quando sto insieme a te. Se tu che mi fai uomo non mi fa perdere. Se tu che regalo questa vita mi può fare.
tu mi sai fa battere sto cuore, solo tu mi sai asciugare tutte sti lacrime. Quando vado con la me, voglio andare insieme a me. Solo tu mi fai più dolce le gusti in mano. Sono io che ci piglia la parte migliore che c'è in te. I tuoi occhi innamorati più dei miei. E poi quando mi guardi mi fai vivere. Sin pericolo c'è sta, vicino a te, tu mi fai vivere. Solo tu mi sai fa battere sto cuore, solo tu mi sai asciugare tutte sti lacrime. Quando vado con la me, voglio andare insieme a me. Solo tu mi fai tutto dolce le gusti in mano. Sono io che ci piglia la parte migliore che c'è in te. I tuoi occhi innamorati più dei miei. Bellissima, non ti ricordavi, ma è bellissima. Allora, era da tanto. È una canzone che mi piace. Già solo quando sento le chitarre. Però, come dire. Ne hai altre preferite? Sì, ma. Chi l'ha scelta? Chi l'ha fatta la scaletta? Ecco perché. Però devo dire. Sì, per esempio, la mia preferita è questa qua che adesso canto. Vediamo, così non ci fermiamo, sentiamo qual è la tua preferita. Vediamo Sì. Curiosa di vedere, perché non ho sentito il titolo. Tutto a metà. Vabbè, l'ha già svelato. A metà, senza di te, tutto a metà e sta vita scorre senza te, tutto a metà, pure con te, io non volevo tutte sti cose, tu sei un viaggio che non durerà, sino a lacrima asciutta a metà. Mille brividi tu mi sarai, senza stelle cielo non ci sa sta. Non voglio amore senza te, non voglio nulla senza te, ma mi va bene ancora. Tra le mie stelle c'è sei tu e non voglio nessuna più, lo giuro. Non voglio amore più da te, non voglio più niente perché sto male. Non serve nada come te, come una lama si per me. Ma dai, non voglio amore senza te, non voglio nulla senza te, ma mi va bene ancora. Tra le mie stelle c'è sei tu. Amore più da te,
niente perché sto male. Non serve nato come te, come una lama si per me. Ma dai, non voglio amore più da te, non voglio più niente perché sto male. Non serve nato come te, come una lama si per me. Ma dai, Ha dei brani davvero molto belli, belli, e credo che anche per te sia difficile scegliere. Sì, per me è difficile. Allora, io preferisco questi brani che non sono molto commerciali, che sono una cosa che piace a me fare. Per esempio, ti porto un esempio, il brano che è uscito oggi è un brano molto commerciale, sì, quello però sì. A me piace variare sempre, però i miei brani quando sono questi per me, diciamo... Infatti poco fa indicavo mi era venuto la pelle d'oca che mi era venuta. L'ho visto. Diciamo che per i fan che si hanno è giusto proporre per il proprio pubblico ogni tipologia di genere, sì. Però poi il proprio cantante ha i propri brani. Lo zio cosa pensa? Qual è? D'accordo con Galen oppure quelli più movimentati? Quelli più movimentati mi aspirano molto di bello, perché io quando vado a travagliare sulla terra mi aspirano perché zappanno c'è una parola che non lo posso dire, vado canticchiando. È troppo e perché dopo rientra dalla teoria della peritologia. Niente, diciamo no, dopo c'è un insieme che non mancherà occasione. Un'altra occasione. La prossima puntata. Va bene, alla prossima puntata c'è pure questa teoria pure. Allora, sono stato pure chiamato dall'università per spiegare perché il corpo umano non è stato spiegato bene. Perché? Perché? Lo scopriremo alla prossima volta. Vabbè, comunque la teoria della Spiritologia, ragazzi. Fa parte delle tisane, non c'è niente di male. È un bisogno fisiologico. Sì, ma certune magari la prendono per offesa e vergogna fare, diciamo, certe cose. Se ne vanno in bagno. No, sì, va bene, però quando scappa. Allora. No. Come aveva detto un'altra cosa, Sonny, niente, lasciatelo, ignoratelo. No, va bene, questo magari lo possiamo introdurre perché effettivamente è stato spiegato pure di una sala pure. Voi non vedete le cose avanti. Che dicono dalla regia, ma io come devo lavorare in questo modo? La prossima volta non mancherà occasione perché giustamente. Non so se chi viene adesso. No, dopo, ma no, dopo perdo bello. Esatto. Ma se no non vengo più allora. Chi l'ha detto? No, dico, dopo spieghiamo come funziona la situazione. Certo, io comunque ti voglio in una rubrica intanto fissa. Dico che non è vergogna di buttare origine italiana. Aria. Non è vergogna perché certe volte si può accollassare e morire. Vero. Perché noi introduciamo gas metano mangiando dobbiamo è un gas metano. È un gas metano che se tu trattieni la situazione che qualcuno magari viene da ridere, è bello che viene da ridere. Ma viene da ridere perché il nostro cervello è considerato in quel modo, perché nella normalità, cioè di come dovrebbe essere la normalità. Inoltrando le tisane della buona digestione, perché tante persone mangiano veramente che sono scassate, dopo mi chiedono a me le tisane di qua e di là. Ma delle tisane che tu abbini un'ora dopo pranzo e cena, parliamone chiaro. Muti, che qua stiamo facendo istruzione. Scappa, diciamo, la situazione della buona digestione. Certo. E mica dopo il pirito te lo puoi trattenere, le deve buttare, magari. Non te lo puoi risucchiare. Questa cosa la faremo. Vabbè, nella prossima puntata la faremo. Volta, ma questa è una cosa seria, non è una cosa che no, questa è verità, è realtà, sono d'accordo. Nico, abbiamo un'altra canzone? Sì. Quale? Chi si segue il Noriano? Vai. Centro!
parate, coppe motorina senza avere paura nessuno. In dei vico scuro e senza sole, a dove non ci sta ragione, solo a loro può trovare. Chi si vogliono roglione e non fanno male ma non niscione. In tuo cuore tiene nell'amore e se hai bisogno di può aiutare. Chi si vogliono roglione rinde notte senza fare rumore. La compagna giura nell'onore ma con loro non si può sbagliare. E soffrisce così, nessuno mai può capire. Preferatevi di essere pura vita mia. Chi non ne conosce non lo sa, chi la sempre giudicata. Sono cresciuto senza padre, io fanno per necessità. Chi si vogliono roglione e non fanno male ma non niscione. In tuo cuore tiene nell'amore e se hai bisogno di può aiutare. Chi si vogliono roglione rinde notte senza fare rumore. La compagna giura nell'onore ma con loro non si può sbagliare. E soffrisce così, nessuno mai può capire. Preferatevi di essere pura vita mia. Chi si vogliono roglione rinde notte senza fare rumore. La compagna giura nell'onore ma con loro non si può sbagliare. E soffrisce così, nessuno mai può capire. Preferatevi di essere pura vita mia. Bravo Nicola, altro brano. Grazie. Anche questo ovviamente lo potete trovare su YouTube. Ragazzi, venite qua, perché purtroppo siamo arrivati al termine. Adesso andremo a concludere. Sono le 22. Ah, le 22, sì. Sì, La mia sveglia togliete. Sì, ma ancora qui perdiamo un po', ancora andrà via tempo. Voglio ricordare che innanzitutto la replica sarà mercoledì sera, quindi mercoledì sera alle ore 21 potete ritornare a vederci nuovamente. Da domani, anzi no, sicuramente in settimana troverete anche la puntata inserita sul nostro canale YouTube. Basta andare su YouTube, scrivere Bella TV, ci sarà la cartella dedicata a Galen e lì ci troverete appunto la sua puntata, anzi la playlist, non la cartella, la playlist interamente dedicata a Galen, e potete trovare appunto tutte le puntate. Allora, visto che siamo arrivati in chiusura, ragazzi, devo dire che mi sono divertita, soprattutto la conoscenza di Zenzero e Limone e di tutta questa roba mi è piaciuta tanto. Spero che veramente dobbiamo organizzare qualcosa, a parte con Galen, sono sicura che tornerai, ma dobbiamo fare una rubrica interamente dedicata. Per me va bene, per me va bene spiegare, diciamo, quasi che, vabbè, più o meno già mi hanno inquadrato della mia social con le cose antiche della nonna, quello che io sto inoltrando. A prescindere che io quella canzone io l'ho inoltrata per invogliare tanti giovani e ironicamente qualcuno magari mi ha attaccato. Ma quello lo fanno sempre. Io lo faccio ogni mattina, faccio questa canzone per dare una sveglia ai ragazzi. Perché effettivamente oggi, morale alla favola, che voglio dire, oggi sono tutti coccolati, per dire la verità. Non siamo ai tempi di una volta. Tu devi sapere e io che li voglio papà invogliare e ironicamente per andare avanti. Lo vuoi sapere che mio papà un mese fa di domenica andammo tutti a casa in campagna e mi andò a finire, e lo rifaremo, con la carriola a portare
ferro fuori per darli a quelli del ferro vecchio, perché noi pure abbiamo un pezzo di terra ed ero lì con la carriola che carriamo. Bravo, questi tutte sono cose, veramente cose. quindi mettete le mani nella terra, che è bello sporcarsi Prima le che mani nella concludiamo il terra. tutto, io ti posso presentare una persona. Sì, a chi mi ha già presentato? È presente quel ragazzo con il cappello? Sì, lo conosco. È il mio bassista. Ah sì? Sì. Vai, Adi, vai. Bassista. Non entrare da qua. No. Sì, Ecco, sì. perché altrimenti passi davanti le telecamere. Vieni. Parte della band. Faccio parte della band. Ecco, sta vicino a me. Della band capitanata da Vincenzo, Callen, ormai lo conoscete. Certo. Comunque siamo tutti amici, ci conosciamo tutti. Da una vita, Sì. da piccoli. Perché comunque Villa Rosa. Quando mi ha conosciuto. Vabbè, ma Villa Rosa comunque, prendi il microfono di Nicola. Villa Rosa comunque è a parte che è un paesello bellissimo, è molto accogliente, è molto caldo, le persone sono davvero di cuore, perché noi quando siamo molto alla mano. Esatto, quando siamo andati a Villa Rosa era veramente una festa, anzi spero di ritornarci presto, purtroppo quest'anno non sono potuta essere presente. Dovresti ritornare. Ma sai quante persone mi scrivono Molto. di Villa Rosa, che mi scrivono quando torni? Lo so. Mi hai presentato Lo so, Ci sono rimasto perdona. male. No, ci rifaremo, te lo prometto. Si scrivono tante persone che pure chiedendomi quando torni. Non mancheranno occasioni e verrò anch'io a farmi una bella passeggiata, perché è un paese. Sarai la benvenuta. Sempre io sono del parere che i paesi, quelli proprio originali, come si dice? Quelli Piccolini naturali. ma genuini. Esatto, Piccolini dove e c'è la genuini. terra, sono belli. Sempre nell'entroterra. genuini, la parola di Sempre Sempre genuini. genuini, è come Pepe e Cocacio, capito? Sta messa sempre là. Genuina, la parola genuina non si può Ecco, togliere. quindi ragazzi, adesso a questo punto direi di fare tanti auguri di buon Natale, che ne dite? Certo. È anche l'ultima puntata nostra Che di onore, Bella però. Radio per quanto riguarda il Natale. Raga, andate, riservatevi i vostri auguri che poi vado a chiudere io con un. Vai, iniziate a salutare voi. Io Inizio dicendo saluta a tutti. chiunque vuoi salutare. Bene, vi auguro un buon Natale a tutti, che sia un Figli anno amici. nuovo pieno di soddisfazioni per tutti, per lavoro, per il resto. Grazie. Bravo, di poche parole ma sincere. Io Ormai è andato, ormai vai. Ormai sei andato, vai, resti con noi fino alla chiusura. a Zenzera e Limone, un bacione acchiappatelo veramente a volo e buon Natale a tutti, buone feste a tutte le famiglie, che Dio veramente vi benedica, veramente. Buon Natale veramente a tutti, quelli che stanno male e quelli che stanno buoni. Un abbraccio a tutti. No, era Nicola. Auguro a tutto lo staff di Bella Radio, a Mary, a Grazie Sonny. Nicolino. A Franco? Lo zio Franco, quello lo Zio Franco. Tutti. A tua mamma e a tutti. Grazie Nicola, io faccio ovviamente tanti auguri di buon Natale a tutte le famiglie che ci ascoltano, come sempre a tutti coloro che sono qua. Voglio augurare tanta luce e tanto sole a chi in questo momento è un po' in momenti più tristi, con tanto calore, tanta serenità, che arrivi presto e soprattutto, come dico sempre io, rendiamo questa vita magica e meravigliosa, perché siamo noi gli artefici del nostro destino, anche se è scritto, ma possiamo anche migliorarlo e cercare di avere sempre quel sole all'interno della vita. Quindi vi auguro sempre il meglio e che questo Natale vi porti tante cose belle a tutti. Auguri di buon Natale da tutto lo staff di Bella Radio. io sì, lo chiamo Bella Radio TV. Io rinnovo gli auguri a tutto lo staff di Bella Radio, Grazie Gal. a tutti coloro che ci stanno guardando e ascoltando, e basta. Va bene così. State zitto. Ora Chiudiamo con la nuova uscita. Indovina chi è la Sua sorella. Bravo. Te pareva? Era l'amo- ovvio, no? l'amore Evviva mio, l'amore! l'amore mio. Ragazzi, tanti Ti amo. auguri di Mua. buon Natale a tutto lo staff di A Franco Bella. Percopo lo saluto. A che? E a Pino Russo. Salutiamo tutti. Buon Natale! Fammi uno squillo, fammi si cose pronte sotto portone. Arriva in un secondo, come sei bella, sei sexy da paura, si fatte stella, sotto sta bella. Ho prenotato la camera sul mare, 3 giorni insieme, ti voglio solo amare, soltanto noi, sto dammi il cellulare, a far l'amore, per ore e ore. Salta sulla moto, via verso l'ignoto, l'autostrada vola, sotto a chi si roda, come sbatto cuore, tinta a chi s'amore, lascia va sentire buona. Salta sulla moto,
scatta qualche fuoco, attimi di baci, ma quanto mi piaci, sento quel tuo seno contro la mia schiena, che sensazione fantastica, mi fai morire. Andiamo, vai in giro, sai in coppa sta moto, come ci fanno un giro, la tu facci volare. C'è un letto tondo, la vasca idromassaggio, dal terrazzino si vede pure a spiaggia. A mezzanotte facciamo bagno a nudo, lasciati andare e non ne ave paura. Nessuna storia, nessuna connessione, sta quel wifi, mi dedica sti cuore. Ferma sto tempo, in da che sti momenti, son dove vado, in sti giornate. Salta sulla moto, linea verso l'ignoto, l'autostrada vola, sotto a chi si roda, come sbatto cuore, dinda chi sta amore, che ci fa sentire buona. Salta sulla moto, scatta qualche foto, attimi di baci, ma quando mi piaci, sento quel tuo seno contro la mia schiena, che sensazione fantastica. Ehi, vuoi un girare? Mamma fa! Salta sulla moto, scatta qualche foto, attimi di baci, ma quando mi piaci, sento quel tuo seno contro la mia schiena, che sensazione fantastica, mi fai morire, mi fai morire. Io dai, scusa.